Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un giretto in bicicletta. Il giretto di oggi sarà di circa meno di un'oretta, 20 km. Partiremo da Adria e faremo in sequenza Adria, Valliera, poi Orticelli, Fasana, Caemo, Baricetta e poi torneremo ad Adria. Un giretto ad anello qui nel Polesine. Prendiamo subito qui al semaforo la, diciamo, nuova pista ciclabile che hanno fatto da Adria a Valliera, quindi la sfruttiamo subito in questo giretto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Quando arriviamo in questo punto dobbiamo attraversare la strada. Questo è il punto un po' più rognosetto. E poi riprende. Vediamo anche il treno, quindi sempre bello il treno quando passa. Questa ciclabile non è lunghissima, che fa solo Adria Valliera, però piuttosto di niente, e noi la sfruttiamo in questa bellissima giornata di sole. Una volta arrivati qui a Valliera, basta, la ciclabile finisce qui in mezzo alle case. Qua basta. Adesso, passato Valliera, ci dirigiamo verso Orticelli, perché così facciamo strade secondarie per non avere le macchine, no, che ci prendono sotto. Quindi adesso siamo in località Cavedon, se vi faccio vedere. Quella. E andiamo verso Orticelli. Sono belle queste piccole ciclabili che cominciano a nascere, per fortuna, nel senso che ci dà un buon auspicio per il futuro, che le ciclabili siano sempre di più, sempre gestite meglio, per dare la possibilità anche ai ciclisti di essere in sicurezza per le strade. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. Dopo Orticelli, prossima tappa è Fasana. Fino a qui abbiamo fatto 5 km, mi è appena suonato l'orologio, e adesso da qui a Fasana dovrebbero essere altri 4. Giornatina bella fresca, invernale. Oggi è l'ultimo dell'anno, 31 dicembre, e la finiamo così, un giretto in bici. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.
never really noticed what's wrong. Prossima tappa Caemo. Fino a qui sono 9 km e mezzo. Adesso vediamo, dovrebbe essere una ventina, quindi siamo a metà. L'idea di questi video è per invogliare la gente a venire da queste parti a fare anche un giro in bici, quindi voglio far vedere delle possibilità. Fatica non sembra, ma sto pedalando. Vedere delle possibilità di fare strade meno trafficate per pedalare tranquilli. Per adesso in mezz'ora ho incrociato solo 2 auto, quindi veramente ottimo, e per godersi un panorama padano di campagna molto molto tranquillo. Questo percorso è 100% su asfalto, quindi sterrato zero, adatto a qualsiasi bici. Voglio pubblicare qui sul canale una serie di video come questo, sempre facendo dei circuiti che partono da Adria e man mano sempre più difficili. Questo è di 20 km e poi arriveremo fino a 80. I video arriveranno, spero, tutti entro l'anno. Voglio vedere qua da Fasana a Caemo che stanno rifacendo tutto l'argine. E insomma, quando vedi che fanno manutenzione è sempre bello, e così vedi che le amministrazioni tengono al territorio. Un bel lavoro immane, perché è un bel pezzo che faccio giri per di qua e i lavori sono lunghissimi, un bel po' di lavoro da fare. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead. Ma cosa c'è qui in mezzo alla strada? Vabbè. Qui siamo a Caemo, non so si vede contro luce. Adesso andiamo verso Baricetta. Che bello. E siamo a 15 km. Qui a Caemo, 45 minuti, insomma oggi vado molto molto piano perché sono 3-4 mesi che non tocco la bici e in più sto qui facendo video, ripresine, quindi si va pian pianino, giusto da apprezzare un po' questa arietta frizzante invernale. Bello bello. Poi i prossimi giorni si prospetta, le previsioni danno allerta nebbia, quindi per una settimana ci sarà nebbia e ci godiamo questo ultimo sole dell'anno. La media oggi è di 20 km/h, si va pianino oggi, però me la sto godendo tutta. Super.
Arriviamo quasi a Baricetta, dobbiamo attraversare qua la provinciale e poi andiamo di là. Qui manca 1 chilometro a Baricetta. Quel pezzo lì di provinciale è l'unico pezzetto, insomma, un po' trafficato. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Lì c'è l'unico punto acqua del percorso. Avete visto qui a Baricetta, vicino al semaforo, c'è un rubinetto dove potete riempire le borracce. Adesso qui prendiamo per Canton Basso e si taglia un po', è sempre una strada meno trafficata rispetto all'altra. Vedete per di qua. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. But if I lay down. Qui adesso c'è un chilometrino da fare in una strada un po' trafficata, nel senso possono esserci auto, ma poi giriamo subito. Che roba! Quando vediamo il cartello Adria giriamo subito a destra per località Artesura, quindi qui giriamo subito. Oh. Andiamo qui a sinistra, occhio. Hop. Qua. Sotto in descrizione vi lascio il link con la traccia GPS e tutte le informazioni utili per fare questo giro e i link ai video degli altri giri in bici che farò anche successivamente. E qui ci aspetta l'ultimo chilometro e torniamo ad Adria. Fino a qui sono 22 km e 7, siamo a 23-24. Dopo vi metto la foto dell'orologio. Spero che questo video vi sia utile per venire a fare un giretto in bici qui dalle mie parti. Tutti quelli che abitano qui intorno magari hanno uno spunto in più per farsi un giretto in bici abbastanza facile di un'oretta. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!